La ricerca che presentiamo oggi è Green Italy di Unioncamere e Fondazione Simbola, arrivata alla seconda edizione, per andare a individuare quei settori economici e quelle imprese che stanno avviando un percorso di riconversione green. La ricerca è orientata a andare a analizzare come nei settori economici gli impatti della green economy vengono affrontati in termini essenzialmente di consumi energetici, risparmio e gestione del ciclo dei rifiuti. In aggiunta a questo l'indagine prevede una analisi sulle imprese italiane per andare a domandare quali sono gli investimenti in ambito sostenibile che hanno sostenuto negli ultimi 3 anni o anche nell'ultimo anno, ovvero sia tra il 2008, il 2010 e il 2011. I risultati sono molto confortanti, c'è un dato di tendenza positivo, i settori italiani si stanno riconvertendo, il 23% oggi delle imprese, secondo i dati sul campione rappresentativo di 100.000 imprese, dice che c'è in atto un processo produttivo di riconversione. Per presentare questi risultati siamo anche attivato insieme sempre a Simbola un'attività di roadshow dedicato alle imprese sui vari territori con le camere di commercio per presentare quali sono le eccellenze delle imprese italiane che quindi con effetto emulazione possono essere presentate all'alto lasciando una testimonianza di questo nuovo valore che portano in ambito economico. Il settore che sta dando risultati di riconversione green più importanti è quello classico del Made in Italy legato al tessile e all'abbigliamento, che ha mostrato negli ultimi 3 anni una tendenza a riconvertirsi in ambito green molto importante. I dati sulle imprese confermano questo risultato. Il confronto che abbiamo sviluppato questa mattina è con la Germania. La Germania ha una disoccupazione giovanile molto bassa, ha il più basso tasso di disoccupazione da 20 anni a questa parte, ha il più alto tasso di occupazione dalla fine della seconda guerra mondiale, ha un tasso di crescita economica e soprattutto un export molto vivace e importante, grazie al fatto che ha investito molto nelle tecnologie del disinquinamento delle acque in particolare, nelle fonti rinnovabili di energia e questo è un esempio che noi dobbiamo seguire. Cioè, se si vuole incamminare l'Italia verso un percorso virtuoso, non è soltanto una questione, diciamo, di riduzione del debito, di consolidamento fiscale, che pure è fondamentale, importantissimo, ma si tratta di agire non soltanto sulla finanza pubblica, ma anche sulla sostanza dell'economia, nel cuore, nel corpo dell'economia reale, che è fatta di un sistema produttivo che deve essere più innovativo e più pulito. Per quanto riguarda la green economy, il Presidente della Repubblica Cinese ha dichiarato in un recente summit nelle Filippine che la Cina si orienterà con vigore verso le energie rinnovabili per 2 ragioni. La prima, che è indispensabile per salvare il pianeta, la seconda, che sarà il business del secolo. Ecco. Di fronte, se qualcuno può essere non d'accordo che senza le green economy possiamo salvarci, ed è interessato esclusivamente alla dimensione economica, l'innovazione verde sarà un'innovazione che creerà business completamente nuovi, che creerà fortune e distruggerà chi non sarà capace di adeguarsi. Perché la green economy, oltre ad essere indispensabile per salvare l'ambiente, è anche una possibilità di produrre reddito, è anche possibilità di produrre lavoro, è anche una possibilità di sviluppo economico. Quindi ci vuole
un approccio non di valori, ma anche un approccio strettamente economico nel capire che fare l'economia verde, fare la green economy conviene. Le aziende non sanno che la green economy può essere un business. Le aziende non sanno che lavorando in settori di difficoltà, se si evolvono verso l'economia verde, possono crearsi un futuro. Ci sono professioni nuove, ci sono attività nuove, ci sono tecnologie nuove. L'economia verde sarà un'enorme innovazione rispetto alla quale l'innovazione del software, la comparsa dei computer, sembrerà una bazzecola, perché in fin dei conti i computer hanno cambiato il nostro modo di lavorare, il nostro modo di comunicare. L'economia verde cambierà il nostro modo di vivere.